Circondato da una catena di monti a forma di anfiteatro che digrada lentamente verso il basso, Desolo, paese di circa 2500 abitanti, a quasi 900 metri sul livello del mare, tra il Mandrolisai e la Barbagia di Bellevue, in provincia di Nuoro. In periodo giudicale Desolo fece parte del giudicato di Arborea e della curatoria del Mandrolisai. È un borgo antico che, nonostante il passare del tempo, è riuscito a conservare numerose tracce del suo passato. Il paese è diviso in 3 rioni chiamati Ovolaccio, Issiria e Asuai, collegati un tempo da piccoli sentieri e uniti dopo il 1950 da nuove case sorte lungo la via principale. Ognuno dei 3 rioni conserva ancora oggi la propria identità ed un forte richiamo al passato, testimoniato dalla presenza di numerose case in pietra di scisto con i tetti in legno. Le tracce del passato ci raccontano di un paese che è nato e si è sviluppato nella tradizione di una popolazione semplice e di un modello di civiltà pastorale. Una leggenda racconta che i 3 rioni rappresentavano le antiche regioni barbaricine di Ollolai, Bellevue e Seulo, e i colori che li simboleggiavano, il rosso, il giallo e il blu, sono anche i colori del tipico costume femminile del paese. Un costume reso prezioso dai decori e da un intreccio di ricami realizzati interamente a mano, secondo una rigida successione simmetrica di colori vivaci che fanno di questo costume uno fra i più belli della Sardegna. Gli elementi che compongono il costume sono sugugudu, la cuffia di panno rosso ricamata e coloratissima, sagamisa, la camicia di mussolina bianca, gli spaletas, il busto di seta ricamato, su gippone la giacca, sagamiseta, gonna di orbace rosso e su saucciu il grembiule di orbace rosso ricamato con richiami di nastri azzurri. Viva Sardegna ha voluto prendere parte quest'anno alla 20ª edizione della Montagna Produce, manifestazione inserita nel circuito di autunno in Barbagia, il cui forte richiamo attira persone provenienti da tutta la Sardegna. È diventata oramai la vetrina più significativa per l'esposizione e la valorizzazione dei prodotti più tipici e genuini della montagna, oltre che di quelli artigianali. Gli utensili per la casa, realizzati in legno di castagno e finemente intarsiati. Dai taglieri ai mestoli, dagli sgabelli alle cornici, le culle per ignonati e le preziose cassapanche che in ogni casa custodivano il corredo femminile. I prosciutti e il formaggio, dal gradevole e particolare gusto, dovuto alla varietà della vegetazione della quale si nutrono le greggi che ancora oggi pascolano nelle valli sopra gli 800 metri. I liquori di timo, corbezzolo e mirto. Le castagne e le nocciole, protagoniste indiscusse di questa manifestazione, delle quali la montagna è ricchissima.
ed ancora i dolci tipici e il torrone, lavorati ancora oggi secondo la tradizione. Il patrimonio naturalistico di questa zona è assai consistente. Si trovano specie endemiche di rilevante interesse florobotanico. La montagna è ricca di tassi secolari, di grandi querce, di lecci, ontani, agrifogli e soprattutto castagni, la digitale purpurea, la genziana, la peonia, la valeriana e tanti altri. In autunno i boschi si tingono del giallo, dell'arancio e del rosso delle foglie secche, disegnando scenari suggestivi di incomparabile bellezza. Questo e altro ancora abbiamo scoperto nel nostro breve passaggio ad Esulo, ma varrebbe la pena fermarsi qualche giorno in più per poter vivere fino in fondo le meraviglie di questi luoghi.